light when darkness falls. Lay my spirit next to yours. Feather pillow and the night. Push away the ghost. You can take my hand. Be there for you. Even when you stand still. Be there for you. I give you my shoulder when you cry. Let these feelings never die. Even when your youth is lost, even when the sun goes down, I'll be your helping hand, I'll be there for you. Even when you stand still. Buonasera. Bravissimi, buonasera a tutti. Ostarie TV alle cantenute dal Borg in vicolo Silio. Sandro alle gialle mescite. Mauro? Sì, dimmi. Voglio fare una comunicazione di servizio. Ecco, facciamo le comunicazioni. Si vede che Mauro Tonino lavora in regione, perché tutti sanno che in televisione non è mai blanchi e non si vede mai. Sì, non hai capito il collegamento, però al posto anche in casa, perché mi fido della regia. Quindi non potevi smentirsi. Assolutamente. Allora, no, prendi tu io disaresti di presentare il cantante, si fa sclamare Matteo e basta, arriva anche lui di Trieste, varin altris, tal cosa di queste nostre trasmissioni. Matteo tra l'altro alle partite con le sue carriere soliste viaggiato un BLPS e tra l'altro una roba curiose, anche lui come Cortes alle partite a Udin. Pensi tu che il primo live in studio lo ha fatto a Radio Onde Furlane di Udin, Matteo e basta, e si vise un grumbe perché l'hai conosciuta lì. Radio Onde Furlane ha lanciato tante brave, no? C'è detto Mauro. Ma tanti cantautori triestini, Sabba Zabba e tanti altri sono venuti per quindi noi vogliamo bene ai triestini.
ma sì, ma anche loro hanno però, assolutamente sì, dato che tu ecco. Altrimenti non saremmo qui. Bene, allora raccontaci un po', Matteo, di quando sei partito. C'erano delle canzoni acustiche molto americane anche nel tuo caso e tra l'altro poi sei passato anche all'italiano, una lingua che hai usato anche per dei singoli che hanno avuto una discreta eco a livello radiofonico in Italia e anche in Slovenia. Io cerco di combinare un po'. I singoli che sono usciti in italiano, sono usciti anche un po' una combinata di italiano e ho provato a mescolarlo un po' come fa Zucchero. Abbiamo provato un po'. Com'è andata? Il ritornello tutto in inglese. Io mi sono divertito, diciamo così. Hai avuto tante interviste da parte di radio italiane a decine e decine con un tuo singolo. Ho fatto un sacco di cose sia qui in Italia che all'estero. Sono riuscito anche a portare la musica un po' al di fuori dei confini italiani. Ho fatto qualche concerto in Svizzera, ero vicino a Slovenia e sono riuscito anche ad arrivare in Inghilterra, dove a fin fine non mi hanno trattato come il turista italiano, no? Che va lì e giusto a farsi la suonata, ma è stato bello, interessante, un bel banco di prova. Bene, insomma, anche tu, come abbiamo detto prima, sei partito da un certo tipo di cantautorato. Quali sono state le tue influenze? Lo chiediamo proprio in apertura, prima di passare agli ospiti che invece appartengono alla comunità slovena della provincia di Udine, e invece poi abbiamo un esperto in lingue minoritarie ma anche in diritto delle lingue minoritarie in Europa. Ecco, raccontaci un po' quelle che sono state le tue influenze. Io sono nato con Dylan, i Beatles, ma anche un po' di Jeff Buckley. All'inizio e dopo di conseguenza Jeff Buckley, Ben Hunter, David Gray, tutti questi cantautori sia americani che poi inglesi, Modern Messenger. Insomma, tanta bella roba. Insomma, ti riascolteremo più tardi. Ecco, Mauro, vin parti subite, vin Marco Stolfo, esperta anche in diritto des lingues minoritaries, tra l'altro anche insegnante all'Università di Udine, titolare di un module, a stestimp anche giornalista, pubblicista, autore di Time Libris e anche di una brillante tesi di dottorato che rivelava proprio dai popoli minorizzati di tutta Europa e gli Sudfur proprio per un famoso editore. E tra l'altro anche in contatto con le regioni, perché la comunità scientifica dall'Arlef. Allora, chi secondo me ho vinto una roba che lei nei stris doi ospisus gnocus, le lenghe mari, no? O le marilenghe. Allora, anche le gnagne lenghe. No, anche le gnagne, sì, anche le none, il barbe. A proposito di barbe, la io insomma, poi vince il nostro pittore che vuoi al fa sciopero perché è il sciopero dei penarei, alla dite, gli ascoltatori, insomma, chi che non sviudin e fa un'offerta per comprare i penarei oppure l'unazia la dita fa sciopero. Non faccio sciopero, no, ma è una specie di provocazione, così posso comprare un po' di penarei di quelli di qualità, si vede meglio, no? Ci sono roba cinese, è stato €1,99 il pezzo. Voglio fare una roba seria, tu capito? No? Presentarmi veramente con qualcosa di importante fra 40 anni, che poi me l'ha comprato Brollo prima lì. Bravo, insomma, tu bene. Non sapevo che era due trasmissioni. Allora io portandomi un cartone, no? Stato io sono un po' il cartonero. Beate sincerità de Bandi Luciano. Tornate ai nostri sospis. Allora, secondo me le am calè e l'affezione alle lenghe. Tanti voti sono chiati proprio in Friuli, no? E una domanda che fa come a Stolfo. Qualche dunque al dis, ma perché le segnaletiche in Furlan, ma perché sono ben sbuttate. Allora tu che tu hai girato anche l'Europa, io ho veduto altre realtà, non tanti come che tu hai veduto tu, però io ho veduto ad esempio in Trentino, in Alto Adige, che ho fatto anche delle attività con gli artisti dal Puest, che è l'amore per le proprie lingue, anzi, è un po' di tabbaiare le proprie lingue e credo che sia di un valore. Allora, quali sono i valori in Europa? Ma dici che il valore in Europa è una roba bonde scontate, ma magari così no, forse fur di ca o fur di qualche ambiente dai nostri.
Le lingue, ogni lingua è parte del patrimonio di umanità, con di più doprà una lingua lo dici mettisi in relazione con altre int e normalmente le relazioni con altre int, anche le definizioni di comunità, di gruppi, si fondano proprio sul mettisi insieme, sul ve alcazze fa, ve alcazze di. Le lingue diventano un alc di ve in comune con che gli altri, spar vivi con che gli altri, le alc che quindi diventa un diritto, non un patrimonio dall'umanità, ma c'è un diritto delle persone. Con di più, se altri si resonano, per esempio, sulle cartellonistiche, su chi su interventi, che tra l'altro permettono, per esempio, di chiamare i paesi anche con loro non, perché chi di no, col fatto di dare non italiani a certi paesi, insomma, sono saltati fuori paesi che per italiani si chiamano muscoli, oppure le muscoli, no? Quindi comunque il cartello alle muscoli, al manco si capisca le muscoli che il paese, oppure in Piemonte, a proposito di non un po' strani, in una zona franco-provenzale è un paese che per italiani si chiama cervelli. Dopo le domande è il mio muscoli o cervelli, ma in realtà sarebbe sarvei che sarebbe il ruolo vecchio, no? Quindi insomma si fa salc di giustizia al territorio e tra l'altro lo si etichette in una maniera che questo territorio si rende riconoscibile di qui che vendi fu, come che è succeduto a te, che tu sei stato in Trentino, sul Tirolo, qui che va al Paese Basco, qui va in Catalogna, anche in Bretagna per esempio, e al viot che insomma tu sei in un posto particolare e il fatto di viodilo anche proprio te, in maniera concreta e probabilmente ti rint il cognosci che il puest, il vivita che il puest arrivando di fuori come anche in modi più interessanti, quindi l'opportunità per esempio di promozioni turistiche oltre che pal diritto o il patrimonio culturale. Perfetto, insomma io vorrei domandare, dato che venga anche un personaggio che fa parte che è le comunità slovene delle province di Udin, che è stata un po' dineata di Selverta Jains e che però ha tutte una schirie di giornali, di appuntamenti a livello culturale. Io ne vivo rosettata ad esempio se resoninte svalate da una zona da torre e di resi è piuttosto grande, insomma anche te svalate di Tarvis un po' manco ma andè. Ecco, Novi Mattajur è un giornale, un settimanale delle comunità slovene. Continua un po' che tu sei un dei redattori di questo giornale, c'è questa impresa di informazione. Un giornale innanzitutto di informazione, quindi svolge un po' questo ruolo di collegamento tra questa realtà e soprattutto cerca di, diciamo così, mantenere viva anche insomma, in forma scritta quella che è poi la lingua del posto, quindi il dialetto sloveno, e propone anche una sorta di anche la lingua standard, perché poi nella modernità ovviamente la standardizzazione delle lingue si rende necessaria per tutta una serie di motivi che anche pratici. Esatto. E quindi niente, insomma poi il giornale è nato nel 1950 in un periodo in cui insomma il confine orientale era un po' diverso da quello che è oggi, che di fatto fisicamente rimane a livello amministrativo, ma visivamente almeno non c'è, e quindi in tempi molto più difficili, tempi che hanno poi un po' caratterizzato in negativo insomma questa distanza geopolitica tra i due schieramenti occidentale e orientale, no? Un po' la vita di questa comunità di confine, che è una comunità che all'epoca, insomma, quando è nato Novi Mattajur aveva 20.000 abitanti ed oggi è ridotta a meno della metà. E quindi Novi Mattajur in questo poi è stato anche una sorta di alfabetizzazione quasi, insieme all'altro periodico che poi è il Dom, che è nato successivamente. Un periodico cattolico, tra l'altro. Alfabetizzazione nella lingua madre per i lettori, che sì, spesso è citato quasi come un case study, no? Direbbe il buon Marco Stolfo, no? Il caso della Venecia, quindi della cosiddetta Slavia friulana. Rimangono, chiaro, poi anche una sorta di tutta una serie di problemi identitari, perché usciamo da una fase storica, insomma, quella della modernità, appunto, in cui l'assimilazione quindi dell'italiano poi
l'introduzione della nazione italiana anche in quei territori ha prodotto una sorta di disaffezione di cui purtroppo ancora oggi viviamo le conseguenze con strascici anche, sì, anche un grumpesanza, ecco. Sì, insomma, il clima è ancora non del tutto pacificato. Beh, insomma, esperienza al futuro, speriamo di darne questo contributo un piccolo madon. Io direi di ripassare le linee a Matteo e basta, che alla cambia strumento, tu veduto? Allora, innanzitutto non sta baierà di questo strumento particolare, vi dice che non dice. Questa è una chitarra hawaiana, ha origine hawaiana, si chiama Weissenborg, più nota come la chitarra che suona Ben Harper, no? Allora okay. Ben Harper che tra l'altro arriva anche da tutta una serie di cultori degli strumenti musicali, da una famiglia anche che tra l'altro vendeva strumenti musicali. Vende tuttora, c'è ancora il negozio di strumenti musicali di tutti i tipi, di tutte le parti del mondo, di tutte le etnie, tra i quali insomma io credo si sia innamorato di questo strumento, io di conseguenza. Poi nei musicisti si spinge la curiosità di sperimentare, di cercare suoni nuovi, di cercare. Io sono appassionato degli strumenti, quindi. Posso fare una domanda tecnica? Il materiale che viene impiegato per questa chitarra? Questo è sempre legno. Questa è di una chitarra di liuteria, di un liutaio di Padova, Ermanno Pascolato. I legni tra l'altro sono a chilometri zero perché il legno è abete Val di Fiemme, quindi. Ottimo, insomma, sì. Quindi fatto anche. A mano e anche si cerca di risparmiare un po'. Benissimo, insomma. Come ce lo sontino? Ecco. Prego. Che cosa c'è che tu? Suoniamo The Edge. Questo pezzo intitola The Edge. Matteo e basta. Thoughts through the loudness of the war, and while the cannons roar and the rain falls down, all these fields have burned, memories have changed, ancient paths of war won't remain the same. Praying for a chance to come back home. Now I'm down on my knees, sit on the ground. The Senate pray to keep me safe, and I'm alone to feel my grave. Castles scramble behind. Close your eyes and try to find. Balance on the edge, balance on the edge, balance on the edge. I can see my thoughts and sometimes distance hurts. Now I see the sufferings in my brother's eyes. All those fields have burned, memories have changed, ancient paths of war won't remain the same. Praying for a chance to come back home. Now I'm down on my knees, sit on the ground. Does any pray to keep me safe? No more alone to fill my grave. Castles scramble behind. Close your eyes and try to find balance on the edge. Balance on the edge. Balance on the edge. The edge.
come back home. Now I'm down on my knees, sit on the ground. Does any pray to keep me safe? No more love, fill my grave. Castles crumble behind. Close your eyes and try to find balance on the edge. Balance on the edge. Balance on the edge. Beh, bravo Pardabun, Matteo e basta. Grande sonorità, uno strumento splendido, anche originale da suonalu. Ma anche chi si sentiva proprio benar perché viene citato, ma diceva anche Antonio Bankic, tra l'altro, redattore di Novi Mattaiò. Ma insomma, per lui lo facendo, poi si è fatto anche tante strade. Ecco, vi fa due domande di corsa e dopo torniamo a sentire Matteo e basta per salutarsi, perché manca un po' di Matteo e Bonde. Matteo e Bonde, ecco, lo vi battiato come anche per Furlan. Allora, prendi tutto Mark Stolfo dopo Antonio Bankic di Novi Mattaiò. Sì, allora, c'è che al Venfur, poi ci sbattuti scovimi tutti in campo queste sere, alle che le Marilenga le un valore, no? Rispetto alla globalizzazione e al resto. Allora, a Stolfo, che è un studioso, ma anche un che poi propone a far parte di un comitato scientifico, quindi une proposte per migliorare le situazioni, cioè parte ci sarebbe al di fa pelenga in realtà sono tanti robe di fa, però forse una proposta generale che non c'è dome il Furlan, ma fevelin des lenghis dal Friuli e dunque des lenghis della regione. Probabilmente noi sovressimo di poter fare in maniera che questa regione, che tra l'altro è una regione a statuto speciale, e questa autonomia speciale diviene soprattutto dal fatto che in questo territorio esistono comunità di persone che le loro lingue è differente rispetto alle lingue italiane, sono di lingue furlane, di lingue slovene, di lingue tedesche. Probabilmente diventerà che le regioni ci passano le competenze sulle scuole e che le scuole duce qua arrivassero ad ora a sapere al manco un po' di tutti i quattro le lingue di questo territorio. Questo non sparterà probabilmente a superare, a liberarsi per da bondi che i pregiudizi che andano minorizzati che altri lingue rispetto all'italiano e anche sarebbe un po' un manco l'ignoranza, perché provate a pensare che era Gorizia prime dalle prime guerre mondiali. A Gorizia gli analfabeti si fevelavano in 4 lingue, 2-3 lingue si fevelavano anche dal Friuli occidentale fino a un 100 anni dal Friuli occidentale fino a un 100 anni da ora senza le scuole oppure con poche scuole vuoi come vuoi che ho le scuole probabilmente o può darsi cognossi questi 4 lingue al mancul paralc per imparare meglio anche che satri so pensi per esempio all'inglese no si dice sempre no la sai in banda del Furlan bisogna studiare l'inglese ma probabilmente io può darsi insegnare a scuole miglior l'inglese col Furlan o faccio un esempio ecco di corse perché quindi fa fevelante Antonio Banchi lesse che sono compagni per Furlan e per inglese ma per esempio per italiano prodotto sono 2 robe differenti il Furlan fa una distinzione tra prodotto e produced come che per l'inglese è product e produced quindi di una banda il non e di che altre bande il participio passato al verbo. Ecco, per esempio, educazione plurilinguale sarebbe anche in questo caso valore, perché il patrimonio delle culture, diversità culturali e linguistiche, diritto di sapere le lingue proprie e che altre lingue del territorio e opportunità anche educative e se vuole anche economiche per arrivare a imparare meglio anche che altre lingue, per esempio l'inglese, il spagnolo, il cinese e via dinanzi. Ecco, partì di una lingue minoritarie ecco dimmi di servizi concedi 3 minuti di più. Ecco 3 minuti di più e proprio in grazie di Antonio Banchic. Ecco tu hai fatto ad esempio che le scuole bilinguali di San Piero tu sei uno dei giovani che hanno frequentato queste scuole ecco dato un dei prince ecco troppi hai aiutato dopo tu sei laureato tu hai ceduto anche di Dachelar di Puglia Lubiane e tutto il resto come tu sei un giornalista di Novi Mattaiò Antonio. Sì, ma a parte che sicuramente non potrei lavorare se i miei genitori all'epoca non avessero deciso di iscrivermi a quella che quella volta era una scuola privata e tra l'altro neanche parificata, quindi non riconosciuta dallo Stato e non si andava poi
a fine anno, ogni anno, a fare gli esami alle scuole slovene di Gorizia per dimostrare che avevamo fatto l'anno scolastico. Quindi è stata una scuola pioniera, ecco, in questo senso, e penso che sia un caso unico sicuramente in regione, ecco, credo che poi ce ne siano poche in Italia di questo tipo. Nel tempo poi la scuola non solo è stata riconosciuta insieme alla legge di tutela globale degli sloveni in Italia, quindi nel 2001, insomma sì, se si pensa che siamo lì dal VI secolo d.C., ecco, per un riconoscimento legale, sì, non è male. E appunto poi, e quindi è diventata statale, e poi adesso ha un numero, adesso non mi ricordo il numero di iscritti, però insomma importante. È una scuola che cresce, tra l'altro una cosa abbastanza che insomma abbastanza, un fenomeno abbastanza rilevante è anche quello che tante famiglie magari che sono miste oppure di madrelingua friulana piuttosto che italiana iscrivono i propri figli lì, perché obiettivamente è una scuola che è di qualità, ecco. Ecco, mi contavi che anche a Trieste sta succedendo le stesse robe, quindi vuol dire che il futuro è un futuro plurilinguale. Antonio Banchic, giornalista, redattore di Novi Mattaiur, e viene approfittato anche delle sue esperienze scolastiche per far capire che il discorso di Marco Stolfo, esperto anche di lingue minoritarie, ma soprattutto di diritti dai popoli minorizzati d'Europa, anche con una tesi, un grumbrillante, una serie di libri anche sulle musiche fatte da lingue minoritarie, tanti altri interventi con vignes e appuntamenti scientifici. Mauro, vi saluta con Matteo e Basta direttamente di Trieste. Sì. Allora, in tanti domande c'è che non su. Suonerò motivo pezzo go. Beh no, ma vi insegnato anche il Furlan a Matteo. Vi ho detto, vi ho fatto un'operativa. Matteo e Vonde, nome lui Vonde. Per finire che ste ostarie Furlane mandi anche all'artisti in sciopero. Mandi ad oggi. Mandi. Sleep in grace, lonely sweetheart, night and day. Even creeks are sinking in the dark. The rain and thunders winds howling out. Don't keep the distance no more, breath deeply long. Don't wake me up before you go, before you go. To hear me call your spirit now so far. Hear me howling at the night when you're still gone. Can't you hear me calling your spirit now so far? Hear me howling even when the stars are gone. Even when the stars are gone. Even when the stars are gone.